Dov'è? Dov'è la manifestazione? Ah, non qua, lì. È del porto, è al porto. Deve tornare indietro e attraversa sulle strisce dentro il porto. Guardi, venga qua signora. Anche qua può passare. Passi qua, il primo attraversamento utile, pedonale utile, attraversa e va dall'altra parte. Wow, ci sono tutti. Come faccio a entrare? Non si può da qua signora, dai varchi all'inizio e alla fine.
Chi è l'ultimo? Entriamo a spintoni. Sono i tecnici, stanno facendo volontariato, devono essere informati anche loro. Io arrivo da C'era quello vicino qui adesso. Devi dire in latino. Che cosa pensa di Mattarella? Brava festa, Va bene, grazie. Vedi che sei qua per tuo cugino. Allora rimaniamo No, là non si fanno passare all'acqua, guardate. Ah, tutte le bottiglie d'acqua sotto sequestro, tutto acqua bisogna vi aspetto là. E aeronautica militare, che spettacolo! Adesso siamo visti in tutto il mondo. Sì, è la prima volta. Bottiglie ne avete? Siamo antipatici, Buongiorno. Signora, qua bottiglie d'acqua. No, no, niente, ombrello, non bevo fai- perché non me lo apra. Grazie. Prego, aspetti. Lista. Hola. Saludos al Perú. Estoy acá, en Vía Roma. Sí, este es un espectáculo de la fuerza del arma, sí. Non basta che abbiamo fatto ancora Anche fila. qua. Siete per il cinema? Però io Grazie. l'acqua- Signore, chiuda la sua cerniera. Sì. Chiuda la sua cerniera. Chiuda la sua cerniera che è aperta. Non capisci?
Ci continuano di nuovo. O mi sta seguendo o io seguo lei. Eia, veramente. Meglio da soli perché così camminiamo sereni. Certo. È venuta sola? Sì, sono sola. Tra l'altro mi si è bloccato il telefono. Ah no? Ah, Mhm. ho paura perché sono venuta più che altro per fare le foto alle frecce tricolori perché sono pazza. Adesso mi si è bloccato, non ho capito cos'è che... È acceso, è la luce che aspetta. Attenta. Ma si vede? Ecco cos'è? Che lei ha messo lo scuro, Siccome capisci? si vedeva male, Aspetta, ho provato aspetta. a spiegarglielo. Ecco, aspetta. Allora, settore 2, noi non siamo qui. Anche lei è settore 2, giusto? Allora siamo qui, conviene... Settore 2. E là che cos'è? Forse è settore 3. No. Settore 2 è questo? Sì, Sì, E questo là? è il settore 2. Non lo so, forse è settore 1. No, perché c'è scritto... Che settore è questo? 2. 2. Tutto 2? Ma io il giorno che tornate alla macchina, toccate tutto? Acqua. Allora, se non birra. Aspetta, voglio chiedere. L'impresario. Senta, lo può sistemare? Ah, a me lo dice. Si è spento. Ah, non Lei me lo può aiutare a sistemare? Sì, si è spento. Me lo può accendere? Dai che lo sai, sei giovane. La puoi accendere, per favore? scaricato lo posso fare. No, non si è scaricato. No, non è scaricato. Ascolta, io vado lì perché c'è lo spazio, qui non si vede niente. Allora, io ho vissuto a Cagliari. Io provo a dire anche a lui. Ok. Scusi un attimo per fare. Qualcosa si vede da qui. Dovrebbe vedersi qualcosa. Io posso fumare, non c'è un di dietro, cartello, dunque, mi dispiace. In mezzo alla cucina non ho fumato, adesso con l'alcol. Siamo bloccati anche noi. No, non sono bloccata, voglio solo fare foto e poi me ne vado. Sì, faccia Ho paura di dare un colpo. Siccome la macchina fotografica, aspetta che la metto su. Ok. Qui la metto. Tanto arrivare una persona signora. Signore, venga qui. È un bell'uomo, venga qui che lo voglio filmare. Che bello. Venga qui. Ma che venga, belli occhi celesti. Che bello, mi piace. Io non ho mai visto di vicino questa cosa, capisci? Chi è quella? La Meloni? Ma che non gli lancia qualche ombrello? Mi hanno votato Qualche ombrello? hanno votato come se non fossero. Ti hanno tolto anche a te l'acqua? Io non c'avevo la cosa. Noi ne abbiamo abbastanza in giro. Spenga la sigaretta! Che è tossico! Signore, faccia spegnere la sigaretta a quell'uomo! Signore, faccia spegnere la sigaretta che stiamo morendo di tumore e quello si mette a fumare lì. È proibito adesso. Anche all'aperto è proibito. Anche all'aperto è proibito. Tumore a polmone, quello fumando. Era aperto perché... No, bisognerebbe vedere. Adesso... Per girare anche l'altro. Però adesso hanno promesso che non l'hanno... A ver, fai un giro! Come si dice TikTok quando fanno il ballo? Poi sono... Il ballo. Perché oggi... Dai, che siete morti voi due? Io voglio vedere allo stadio, ho detto, ma poi la tutto in campo. Silenzio, non bisticciare.
Ha detto che Signora, le hanno fatto passare la bottiglietta dell'acqua? No, per bambino col tappo, senza tappo. Che senso ha, signora, col tappo mettere il tappo? Ah, stanno filmando tutti quelli che entriamo qua. Dai, sorridi però che sembri spaventato. Una parola per il popolo peruviano, dai. Ma cosa vuoi che Del Perù, tutto in diretta. siete contenti di essere qui per vedere? No, non vi piace. Non vi piace? No, Io per vedere lui sono venuto. Per chi? vedere lui. Il signore? Ah, perché è alpino. Eia. Ho capito. Non li ho mai visti, capito? Siete amanti delle penne nere. Eia, oh ascolta, ma lì stanno filmando chi entra, vero? Tutti. A ver, chi è tuo figlio? Fa vedere se è bello quanto te. È bellissimo, il più bello della Quanti anni ha? 21, è Che entrato da un mese. bellino! Sono questi vestiti Che belli! della capitaneria di Porto. Ma è a Cagliari o è fuori? No, adesso è alla Maddalena, l'hanno scelto per venire a fare questa parata che e poi bellino. andrà fuori, è da un mese. Che non lo vedi? Oh Dio mio. Questo rumore? Che cos'è questo rumore? Una nave. La nave, guarda! La nave! Sto tremando. Che bella! Non possiamo saltare qua, vero? No, aspetta, Così mi aspetta che c'è questa ragazza che ce l'ha davanti a me. Quando, guarda, non voglio stare davanti, quando li vedo arrivare che sono. Ma passano quelli- di qua? No, arrivano da qua. Ah, lei lo sa che è la mamma, capito? La sai per Mi prima. hanno dato il messaggio. Ai, che bellino! Dovrebbero essere qui. Tanto mi serve solo filmare pure.
C'è sopra Questi qua sono americani, vedi? Questo bianco. Quello dell'Italia. Ha suonato perché deve arrivare il pilota. E allora non possono entrare in porto. Ci inviti a pranzo? Dile che se ci invita a pranzo, dile di compartire il pranzo con noi. Chi è lui? Chi è quell'uomo? La Rai. Chi è quell'uomo? La Rai, signora, stia fermo. Ah, la Rai. A me Mo basta vieni che tu ci facciamo parlare, io no. che ci invitano a pranzo però. Che bravo tuo figlio, non compiamo. Sì, bravo. E finalmente ci sono tutti. E adesso da qui non devo vederla perché la cravatta io Chi è che diceva un figlio che sfida? Suo figlio? Che cosa fa suo figlio? Esercito. Quindi lei aveva bisogno di una prima fila per poterlo ammirare. I militari hanno fatto anche la sfilata. Scusi, suo figlio. Dai, parla. Gli danno la falsa, adesso non è pagare il danno. Suo figlio sì. Che divisa indossa? Della capitaneria di Quindi siete venuti qui proprio per vederlo, per ammirarlo. Anche voi avete dei familiari? No. Siete qui per vedere la sfilata? Da dove arrivate? Io sono di Utah, arrivo da Utah io. Lei? A Utah arrivo. Io dal Perù e sto trasmettendo in diretta su YouTube. Ah, ok. Sì, lei no. Viva il Quanti Perù! chilometri hai fatto? 11 km, è vicino, siamo qua vicino. Perché volevi essere qui oggi? È una cosa che non ho mai visto, è la prima volta che la vedo e mi fa piacere. Perfetto, grazie ragazzi. El avión, el avión, el avión. Ciao, grazie. Saludos a Perú. Ciao Giuseppe. Ciao, buongiorno. Che tranquillo questo bimbo. Andiamo in fondo. Io dicevo guardiere si metterà a urlare. Scusi, La diretta alle 11:20. No, al 3. la parata inizia prima. La parata inizia alle 11:20. Questa è Rai. 11:25. Sì, la Rai 1. Così ti guardi in TV. Perfetto. A seguire dopo le 11:25, dopo le 11:30. Che inizia Oh, alle a te 11:30. ha tutti intervistato a te, vero? Cosa ti ha chiesto il presidente? La prima domanda che stanno facendo tutti. Dice uno. Ma gli elicotteri a che ora cominciano? Sotto casa ieri era un manicomio, 20 sono passati. Abito a Cagliari in via Liguria, 20 sotto il tetto di casa mia, guarda, per allenamenti. Almeno però mi vedo. Si vede. Guardi che quelli chiedono l'autografo. Io da poco sono andato sul balcone. Tutto controllo. Mi auguro li farò fare. Pezzi di merda qua. No, li fanno fare male, lì mi auguro. No, lo vedono male. Lo vedono male. Cameraman! Mila Meloni! Gavino. O la socia. Sono tutte pettinate come Meloni per confonderci. Eccolo. Chi è? Chi è? Chi sta arrivando? Chi? Mattarella? Sì. Mattarella! Tre surras.
ancora a Roma. Io Mira el aereo, el avión, el avión. forse è questo. Eccolo! El avión. All'Italia. Eccolo qua, è l'Italia, signora. Questo è il presidente, arriva il presidente! Eccolo! Presidente. Ecco, adesso atterra qui, fa volare a tutti. Che deve andare a Elma? Scende qua. Come ti chiami? Ah, guardate, guardate. Applauso! Io devo mantenere la camera, non Un posso. applauso a qui. Non posso. Che belli ragazzi! Sono tutti anziani, sono tutti anziani. Belli, bravi! Bravi! Sorridi, sorridi! Per favore. Per la foto. Bravi! Basta, è tutto qua. Chi sta guardando? Chi è guardando? Chi? Ci sono le dirette. Io c'ho i bambini. I bambini da quella parte. Da quella parte adesso. Gli bambini. Dove devono andare che bambini? Là, non cazzo punti andelli questo, ma come ti gusta? Là, guarda che fanno, io che posso dire, che cazzo fanno L'ho qui? sfilato a parte da Tu sei sardo o napoletano? Sardo. Perché ha quella cadenza napoletana? Non piace a mio marito i napoletani? Non è molto. Che merda le ne frega che Partono da qua. Ah, da qui. Infatti io dicevo che strano. Arrivano dal lato da Cagliari, invece arrivano da qui. Sta arrivando un'altra parata. Teo! Vieni a prenderla. Ci sta riprendendo. Beh, c'erano delle. Però c'erano solo delle persone. Perché se lanciano qualche cosa, subito tutti dentro, Ci metto- Solventate la più buona modo di scrivere qualcosa. Che cosa sta passando di là? Dietro ci stanno fregando la primizia. Bene, che fumare tipo. Se hai ci ribassa. Qua c'è la frutta, adesso ti poi non mira. C'è il mottone. Dove la spugna? Ti partono tutte queste Ciao bambini. Ci sta E tu? Poste italiane. Me lo puoi dare uno però, uno sì, almeno uno. Aspetta, aspetta. Mm.
Io lo voglio blu però, Ah, pure blu lo vuole. Ma arriva però, non arriva, arrivo io. Non mi metti in una fila, guarda. Vedi che me lo dai il cappellino. Prima fila. Ma io mi sarei... Se fosse lì avrei avuto il cappellino lo stesso. Sì, no, se arriva bene se no. Ma è per il momento, poi lo butto. Cioè, no, Aspetta, questi costano, dove questi mensa, costano, sono dove? fatti bene. No, questa è di una barca di questo cielo nero. Ce ne hanno tutti. Applausos! Applaudite ragazzi, io non posso che ho la mano impegnata. Chi ha preso il cappello deve anche applaudire. Noi siamo sotto cappello. Mi dispiace. Oneri. Ciao! Che coglione comunque, c'è ma veramente. Oh, per me è il caffè! Oh! Straccio tonto. Oh, tu sembravi tonto, poi si è svegliato di un colpo. Cosa lei fa? Per me questa tutto va bene per andare a caccia. Vedi, quello è per me importante. Oh, prego me la tutta che mi serve, ma non ne ho io. C'è quella che mi si tutta roba. Questi qua, quelli con la piuma. Ah! Quelli bersaglieri. Ma sono piume reali? Anche te Ma non c'entra niente perché. Oh, c'è Droga del pacco. Ah, Mila meloni. mi meloni 2. Più alta. Più bassa. Deve essere Che cattivo. ti ha risposto anche. Alta, ma già mi arriva a Attenzione che ho messo le scarpe aperte. La corencina di settore. Tu puoi subirsi, tu puoi. Perché bianco sembra la parrucca di... Oh, e tappate. No! Ma anche i figli sono questi. Però quelli che sono arrivati adesso. Da qui arriva il presidente, se non mi arriva veramente da qui. Ma l'importante è che arrivino gli elicotteri. Io voglio vedere gli aerei. A che arrivano quegli aerei? Oh, per me è il pacco. Il pacco, per me è il pacco. No, ma passa anche qua sicuramente. No, ma non penso. Ma tanto non è che si può sporgere più il pacco, vai davanti. Ti stai Applauso! Sembra che ti stai grattando. No, ma sul telefono. Ma sono gli stessi di prima. prima. La mia ragazza, non c'è lì dietro, lì. Oh, sono gli stessi di prima, stanno tornando indietro. Stanno tornando indietro. Scendono aumentano. Oh, basca, c'è, no? Almeno. Per arrivare là Attenzione prego, la cerimonia sta per iniziare. Silence, please. Silenzio. Benvenuti alle celebrazioni del 4 novembre. Nella ricorrenza odierna l'Italia celebra il giorno dell'unità nazionale e la giornata delle forze armate. La cerimonia, che inizierà tra poco, vuole essere una tangibile testimonianza del connubio indissolubile e indispensabile tra cittadini e militari. Questa opportunità di incontro tra mondo militare e società civile sarà suggellato dalla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Ministro della Difesa, onorevole Guido Crosetto. Il 4 novembre torna ad essere una ricorrenza
ferragente. Grazie Bessina. Una festa di tutto il popolo italiano. Guarda, il carnevale è passato, signora. Un'occasione commemorativa. Il carnevale è passato da tempo comunque, giusto per... Insomma, carnevale... Almeno... Con Guido, no? Un messaggio centrato sul significato di questa data storica. A partire dal 2018 la celebrazione principale viene ospitata in una città diversa per consentire in tal modo ad un numero molto ampio di cittadini di cingere in un simbolico abbraccio le nostre forze armate. Oggi, con emozione ed orgoglio, la città di Cagliari accoglie questa importante manifestazione sul suo magnifico lungomare. È con sentimento di riconoscenza che oggi in questa splendida cornice che unisce terra, mare e cielo, che ricordiamo quanti, oltre 100 anni fa, combattettero e caddero per l'unità della patria, provenendo, come nel caso di Cagliari e della Sardegna, da regioni lontane dal fronte. Ringraziamo il pubblico che oggi qui a Cagliari ha voluto, con la propria presenza, testimoniare vicinanza alle forze armate e stima per gli uomini e le donne che ogni giorno adempiono, con disciplina ed onore, al giuramento di fedeltà alla patria. Un sentimento di riconoscenza sincero che oggi percorre tutto il Paese, testimoniato dalla presenza sul luogo della cerimonia dei sindaci dei comuni della regione Sardegna e dallo svolgimento, seppur in scala ridotta, di analoghe celebrazioni in numerose piazze d'Italia. La ricorrenza odierna richiama alla memoria l'entrata in vigore dell'armistizio di Villa Giusta del 4 novembre 1918, che chiuse una fase complessa e dolorosa della storia d'Italia e segnò il compimento del grande progetto di unità nazionale, iniziato oltre 50 anni prima da una penisola divisa in 7 stati. Il 4 novembre rappresenta quindi una pietra miliare della storia della nazione, in quanto sancisce il compimento di un percorso di unità, di territorio, di popolo e di coscienze fortemente voluto dagli italiani. 105 anni fa si coronava l'ambizioso e nobile il 17 marzo 1861 aveva visto materializzarsi un primo fondamentale passo con la proclamazione del Regno d'Italia. In questo lungo percorso di realizzazione del processo unitario, i militari italiani hanno svolto un ruolo primario, rivelandosi fondamentali nella costruzione e nel consolidamento del sentimento di coesione nazionale. Dalle battaglie del Risorgimento ai due conflitti mondiali, fino a giungere agli interventi nelle crisi internazionali dei giorni nostri, l'opera diurna e silenziosa delle forze armate ha contribuito all'affermazione dei principi e dei valori di amor di patria, uguaglianza, giustizia e democrazia. Un impegno, quello delle forze armate italiane, che è sempre stato attivo, diversificato e riconosciuto da tutta la comunità internazionale e che ha visto soldati, marinai, avieri, carabinieri e finanzieri operare sotto la nostra bandiera, i cui colori sono la sintesi dei valori posti al servizio del Paese e che Carducci descrisse come fianco, la fede serena alle idee che fanno divina l'anima nella costanza dei saggi, il verde, la perpetua rifinitura della speranza a frutto di bene nella gioventù dei poeti, il rosso, la passione e il sangue dei martiri e degli eroi. Oggi siamo qui a rinsaldare un sodalizio tra cittadini e forze armate, quale bene prezioso per l'intero Paese. Un legame che unisce uomini e donne in uniforme e ci fanno interpreti dei principi di libertà, indipendenza, uguaglianza e democrazia, che così al loro prezzo furono conquistati e con ferma convinzione difesi. L'anniversario del 4 novembre rappresenta quindi per tutti gli italiani l'appuntamento annuale e il luogo ideale di incontro dove manifestare la condivisione di questi valori tra forze armate e popolazione. Nel raccontare la cerimonia odierna è inevitabile dedicare uno spazio agli avvenimenti di oltre un secolo fa,
Ecco qua. Il 4 novembre 1918 l'Italia segna la fine di una guerra ininterrotta e assurissima. Guarda chi uno, per favore. Dai, signora, per la scuola. Per la scuola. Per me non c'è. Anche da questa? Grazie. Da questa, da questa? Cioè, noi siamo Le mitragliatrici e i cannoni da campagna avevano reso letale il campo di battaglia già a varie centinaia di metri di distanza dalle posizioni di alla fine del 1914 gli eserciti orchestrò Molto più frai. Questa è Roma, non è Sardegna. Io voglio vedere Sardegna. No, guarda. Scusi, informazione, ma Sergio arriva da questa parte, fa così, arriva con la macchina così, qua. Allora, loro sì, No, Sergio Mattarella tipo. se non mi sbaglio entra da lì. È arrivato Mattarella? Non ancora. È a Roma? Non ancora, dovrebbe atterrare alle 11:37. Ah, questa è napoletana, te lo dico io. Alle 11:37. Alle 11:37 a terra. Dai, Qui moriamo di fame. Un'ora. Ci daranno panino adesso. Sì, adesso ci passano da bere. Sì, sì. Ci hanno tolto l'acqua. Magari. Questa dell'unità nazionale, se non siamo uniti in questo momento. Ah, la pancia di L'italiano davanti a una tavola imbandita non dice mai no. Infatti. Sta zitto e non parla neanche, dice grazie. Bella la mimetica, Ah, è sempre gli stessi filando. Aiuto. Sei tu che mi hai insegnato qua a dire queste cose, io non ero così. Di Mattarella. Oh, l'aereo, no, Questo è qua ancora è questo, a Roma. È un altro aereo. È per confondere, capito, i terroristi. No, è già arrivato. Sì. No, a terra 11:30. Lo dico una volta per non mettere pubblicità per me. Oh, buongiorno. Viene con l'aereo di certo, beh, ciao. Adesso c'è l'anno. Dimmi, buongiorno. Mi senti? Io sono già a Cagliari, Ma voi non venite da Cagliari? Dai, io sono qua, sono qua a Roma, guardami la parata. Certo. Che bello. Come siete arrivati in macchina? Andiamo col giù. Cioè, a che ora inizia? Tanto fatto fa lui con la mozzatella, no? A Lourdes? Hai detto Forza Varis?
quindi passano da qui. Eccola qua, guarda amore. Grazie. Suo figlio dov'è? Ai che bellino, quello alto alto? Il penultimo di tutti. Ah, il penultimo. Che bellino. Guarda come stanno marciando, bravi. Bravi. Che bellini che sono questi ragazzi. Grazie a Pigascallo, Diana, segnare il passo. Ecco qua, via.